Doveva essere una tranquilla domenica d'estate a Lignano Sabbiadoro, qualche ora di svago con gli amici dopo il lavoro. Invece il rientro a casa si è trasformato in una vera e propria tragedia. Alessandro Finos, 25 anni, barista molto conosciuto a San Vito al Tagliamento, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 luglio, lungo la strada regionale 353 nel comune di Latisana. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto, una KTM, e stava facendo ritorno da Lignano, dove aveva appena passato il pomeriggio con altri coetanei. Intorno alle 18:30, all'altezza del ristorante alla Botte, la sua moto si è scontrata con un Audi A5 su cui viaggiavano un padre e due figli. L'impatto è stato violentissimo, la moto ha colpito la fiancata dell'auto, Alessandro è stato sbalzato per diversi metri e le sue condizioni sono apparse subito disperate. I primi a fermarsi sono stati gli amici che lo seguivano, hanno chiamato i soccorsi e hanno avvisato la famiglia. In pochi minuti sono arrivati ambulanza, automedica e dell'Isoccorso partiti dalla centrale Sores di Palmanova. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il decesso, infatti, è stato constatato sul posto. Il conducente dell'Audi è rimasto ferito in modo lieve, i due passeggeri, illesi, invece sono stati accompagnati in ospedale per lo stato di shock. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Latisana che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze, acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la strada, saranno determinanti per chiarire le cause dell'incidente. Intanto la procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Alessandro lavorava al bar anteprima di San Vito al Tagliamento ed era molto conosciuto in città. E siamo veramente tutti profondamente colpiti. Ieri io ero a Lignano, sono stato informato della notizia e mi sono recato sul posto dove ho trovato purtroppo oltre a Alessandro che era ancora lì e il papà e altri amici, tra i quali anche i titolari dell'anteprima, e potete immaginare qual era lo stato d'animo. Quindi ho rappresentato la vicinanza della comunità per una disgrazia terribile. Naturalmente siamo vicini alla famiglia per quello che stanno vivendo e anche per quello che vivranno, ovviamente. Ci sono troppi incidenti stradali mortali, soprattutto in quello stradone, e spero che si intervenga con interventi strutturali, di controlli maggiori, perché poi la dinamica, per come è stata raccontata, sembrerebbe oltretutto una manovra non permessa. E dopo naturalmente non dico altro perché stavano gli inquirenti a fare il loro lavoro.